Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti del comandante veneziano, SimCity, riprendiamo ragazzi. Allora, mi sono subito di un consiglio, adesso ho capito del magazzino, però una cosa volevo chiedere, ma dopo conviene sempre esportare le merci e quando finisce il petrolio che cacchio fai? Ecco ragazzi, ho bisogno di questo piccolo consiglio comendiano, grazie. Allora, questo che mi piace, petrol. 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 Ok, intanto ne facciamo uno. Ora mi avete detto di alzare un po' le tasse, però io ho paura. Tanto vediamo di portare delle migliorie. Perché ho bisogno di compratori di livello medio. Ok, vediamo come eravamo messi. Sezione di polizia. Buono, dai, non malissimo. Scuola elementare. Ok. I pompa, vabbè, abbastanza bene. Magari un'ambulanzetta in più non mi fa schifo. Ok. Vediamo, io non vorrei far danni, però vediamo anche al 10. Vediamo se si incazzano. Qua tutto è tornato a funzionare, perfetto. Adesso voglio accumulare un po' di money, però. Voglio accumular. L'unica roba che servirebbe forse... Vediamo un attimo. Vediamo, c'è tanta domanda industriale, purtroppo. Commerciale in calo, quella industriale, è incredibile. Quella industriale, non so più cosa fare onestamente, perché non ho più spazio qua. No, poi comincia ad essere un problema perché la gente si incazza, che sente odore, cioè non è che posso fare industria dappertutto. Vediamo di qua, ma vediamo se riesco a fare qualcosa qua. Un cazzo posso fare? Ecco, l'unica è questa. Vediamo così. Parapà, la la la. Allora, Dipartimento del Turismo nella regione. Vediamo qua. Affitti cari, che cazzo, sono già arrabbiati. Niente da far. Ciao. Purtroppo la gente è già incazzata. Se fai te, siamo infelici. Dai, le ho abbassate, stronzo. L'è dura, ragazzi, l'è molto dura. L'è dura, parapà. Siamo qua. Ok.
E dopo possiamo mettere un parchetto, lo possiamo ficcare. Dove lo ficchiamo? Lo ficchiamo qua. Non abbiamo soldi. Che palle. Qua, ecco qua ragazzi. Mi conviene sempre fare esporta, ragazzi, vi prego, bisogna delle risposte su questa cosa perché sono abbastanza, come si dice, inesperto, quindi non capisco. Una volta che finisce il petrolio cosa faccio? Io lo esporto anche, ma finirà prima o poi, quindi ho bisogno di un consiglio. Grazie raga. Comunque devo fare altri. Devo fare un altro, e dopo altre pompe anche. Vai. Mettiamo petrol e petrol. Questa qua che mi piace. Ok. $24.000, oddio. Ah, perché stanno aumentando le case. Ok. La felicità è in aumento, meno male. Scuola professionale approvata, ok. La scuola professionale me la faccio. La città va abbastanza bene, però adesso vediamo di capire un attimo il petrolio. Si stanno costruendo molte case. La domanda industriale è sempre alta, ragazzi, non so più cosa fare, onestamente. Ragazzi, qua non ho più spazio per costruire, perché qua dopo vado vicino alle case. Ragazzi, un consiglio per migliorare la zona industriale, per favore, ragazzi, perché qua non so più che minchia fare. Ho perso molti cittadini, ma spero, perché devono ancora arrivare. Tanto accumuliamo un po' di soldi, raga. Accumuliamo. Vediamo qua come va. Attenzione, attenzione. Le aule sono piene. Vediamo quanti non sono iscritti. 351. Vabbè, non è che possa fare i miracoli, molti problemi di salute, devo fare altri ospedali. Ho capito, allora. Qua c'è meno gente, però perché? Stronzoni. Ok, bisogna un altro ospedale, ragazzi. Ok. Scuola professionale. La scuola professionale mi ispira parecchio, sinceramente. Guarda quanta gente è calata, cazzo. Non capisco il perché. Vabbè, la domanda residenziale e commerciale è anche messa bene, quella industriale è messa malissimo. Ragazzi, veramente ho bisogno di consigli perché non posso più costruire da nessuna parte, ragazzi, sennò che vado in bocca alle case, cioè.
posso andare in bocca alle case. Quindi ragazzi, non so come fare. Che palle. Pa 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 para pa. Ok. Ciucciamo qua. Vai. Vai. E vai. Perfetto. Perché poi qua dovrei costruire questo? No, aspetta un attimo. Di qua. Il quartiere generale. Ecco ragazzi, mi potete spiegare anche questo, perché ho provato su una partita privata, ma sono andato di merda. Il quartiere generale del petrolio, cioè, che vantaggi mi dà? Cosa posso... Cioè, qua c'è... Ok, che ho letto che posso fare la plastica, il carburante. Però poi a conti fatti, cioè, sinceramente non ho visto dei grandi miglioramenti. Forse sono io una pippa, però no, non lo so. Parapapapa. In costruzione. Dai, dovete aumentare, case di merda. Nuove boutique, bene. In costruzione. Poi coperto dappertutto. Ok, gli autobus lo stesso, molto bene. Vai che arrivano nuove case. Ok. Voglio i primi grattacieli. Ai ai ai. Non è facile ragazzi, non è facile. Cerchiamo di fare un po' di soldini intanto. Qua che missioni ho? Vabbè, questo me ne frego. Voglio fare... Ok. E ok. Voglio i primi grattacieli. Voglio i grattacieli. La 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 la. Nessun compratore. Che palle ho. Ciao. Ah, Dio mio, che stress. Non so più cosa fare, cazzo. Vediamo se le industrie migliorano, ma non penso che col parco si sia... vedi, una cagata ho fatto, porca troia, va bene, dai.
Ora qua, aspetta un attimo, del turismo. Municipius. Dipartimento di educazione, finanze, sicurezza, turismo. Vai. Questo me lo faccio. Però se non sto scendendo coi guadagni, ragazzi. Devo stare attento. 3007. Però avete visto non posso tassare perché già basta 1% e girano i coglioni. Non capisco. Voglio i primi grattacieli qua in mezzo, porca trota. Dai. Questo posto è pieno di germi. Sport, ho messo anche un altro. Cosa vuoi di più? Ok. Dopo metto una clinica in più. Senti. Ok, la domanda commerciale è migliorata. Oh, cosa c'è? Vediamo. Va bene. Sì, però io ne voglio fare un altro. Guarda, con calma, ragioniamo un attimo. Intanto qua mettiamo un'altra cosa, che se no qua i pazienti crepano. Ok. Dopo io voglio fare questo con 4008. Vediamo se riesco a migliorare le zone. Qua però troppo. Qua devo metterlo. Solo che perdo casa. Dove lo ficco? Ma porca troia. Vai, mettiamolo qua. Vai, 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 vai. Vediamo di migliorare. $2007, cazzo, guadagno poco adesso, Ok. Compratori con reddito medio insufficiente. Ok. Voglio i grattacieli, voglio i grattacieli, voglio. Scuro, richiesta di casa. Voglio il mio primo gratta, voglio il mio primo gratta. Ok, la domanda commerciale è finita, la domanda industriale chiaramente al massimo, ma boh, io non so più che cazzo devo fare, ragazzi, cioè non lo so, perché ripeto, non ho spazio, non posso fare una sega. Nessun compratore, va più però. Ah, Dio mio. Dai, buttiamo giù. Porca troia. Niente, i grattacieli non arrivano, mi sto incazzando,
Ok. La popolazione è diminuita di 9.000 unità. Cosa posso fare? Non è facile, ragazzi, non è facile sto gioco, veramente. Non è per niente semplice. Tanto qua devo trovare lo spazio per un altro. Qua non mi sta. Questo è un bel problema, Dove lo ficco? Ok. Il problema è essere che se metto, vediamo un attimo, se metto il coso commerciale qua, mi rompono i coglioni le casette. Bella domanda questa. Vediamo cosa succede. Ok, allora vai. Vai. E non ho i scimiolo. Aspetta un attimo. Dopo voglio vendere alla grande il petrolio, fioi. $3.400. Oh, cosa succede qua? No, più tardi, vecchio. Perché non ho ancora la copertura sufficiente. Ragazzi, mamma mia, che impresa, fio, andare avanti da questa città. Sporo, veramente dura. Aspetta un attimo. No! Ok. Questo che mi piace tanto. Adesso devo fare, chiaramente, perché dopo devo arrivare qua come siamo messi. Abbastanza bene, ma non benissimo. Guarda, credo sto solo 3 mesi. Quindi fra 3 mesi non ho più un cazzo. Bene. Molto bene. Queste sono le belle notizie della vita. La città procede abbastanza bene, però. Oh, fare il sindaco, lei è dura, ragazzi. Lei è molto dura. Vedo sta domanda industriale mi sta cominciando a rompere i coglioni. Cioè, nel senso, ripeto, dammi più spazio e ti costruisco più industria. Cioè, non che vuol tanto per capirlo. Cioè, fanculo, va. Zoccoloni obesi. Ok, penso che 3 sono più che sufficienti, però, Ok, tutto a posto. Beh, penso che 3 sono più che sufficienti, sinceramente. Più del 3, sinceramente no. Ok. Adesso non lo so. Adesso veramente non so che cazzo fare. Qua un'altra casa in costruzione. Allora, non vedo l'ora, ragazzi, di caricare questo video per avere tutti i consigli da parte vostra, che siete grandiosi, ragazzi. Purtroppo il problema 1 è veramente l'industria, che non so come espandere altre robe. Il problema 2 è il petrolio, nel senso, se conviene solo esportarlo o se conviene anche tenerlo un po' a casa, insomma, qua in città. Basta, che cazzo vuoi, stronzone? Ma basta! Il crimine paga, non rompere il cazzo.
Andiamo qua. Adesso devo accumulare. Niente, qua siamo in attesa dei primi grattacieli che non arriva. Vabbè, dai ragazzi, chiudiamo qua questo video perché ho bisogno di parecchi consigli e non voglio poi rischiare di far cagate e finire la campagna. Quindi ragazzi, ho bisogno di come migliorare la parte industriale, non posso più costruire niente perché sennò vado in bocca alle case. Capire se il petrolio conviene solo esportarlo e come fare per migliorare ancora le case per fare 1000 grattacieli. Ragazzi, un saluto dal sindaco veneziano. Ciao!